Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra Talk Show su Social. Oggi parliamo di scrittura. Lo facciamo con un amico che comunque è già passato per il microfono, la telecamera di Effetto Serra qualche anno fa. Ci ritroviamo entrambi, non io con meno capelli perché siamo alla stessa maniera, però con una barba importante tutti e due. Parlo con Andrea Mameli. Ciao Andrea, nelle veste di psicologo e poi anche di scrittore, soprattutto di scrittore in questo caso. Ciao Andrea, grazie di essere presente. Ciao a te e ben ritrovato e a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, con Andrea parliamo di scrittura perché? Perché da insomma, non tantissimo, da forse un mesetto circa, è uscito il suo primo romanzo, o mi sbaglio? Primo, sì. Se È il fosse primo un romanzo, perché ha romanzo, scritto anche se altre fosse, cose, altri saggi, però proprio come romanzo è il primo. sì, se Dal fosse un titolo, romanzo il suo sarebbe il primo. nome è Magia, edito dalla Zattera. Dico mesetto perché comunque sta girando e ha girato già in questo periodo, insomma, un po' per la Sardegna, per presentare, per parlare, chiacchierare sul libro. Di fatto è un libro che nasce con voler raccontare una storia, ma di fatto sì, c'è la storia, ma c'è anche tanto altro dietro, nasconde il tuo lato professionale. Innanzitutto partiamo dall'inizio. Come ti è venuto in mente di scrivere un romanzo? Allora, intanto ho bisogno di fare una precisazione rispetto anche a ciò che scorre sotto di noi. A me non piace la definizione per me di scrittore. Ecco. Quando sarò morto, forse qualcuno potrà dire che lo sono No, stato, però no, scusa Andrea, è per ovviamente far capire che stiamo parlando, se avessi scritto psicologo magari pensavano che stessimo parlando di psicologia, qui è ha un certo. altro aspetto, ecco. Allora, la risposta alla tua domanda è abbastanza semplice per me, perché c'era una storia da raccontare. L'urgenza è stata quella di raccontare la storia di un incontro con un asino, che è stata una storia magica, ma che ho vissuto e che ho vissuto insieme a questo animale meraviglioso e che ha cambiato la vita ad entrambi. Cioè, da quel momento è stato un crocevia che ha permesso ad entrambi di trovare una svolta nella nostra vita e di darci una seconda opportunità. E tutto questo valeva la pena di essere raccontato e se aveva qualcosa di importante per me, ho sentito l'esigenza di volerlo condividere con gli altri perché forse c'è un messaggio importante anche per le altre persone, per le persone che stanno cercando una seconda possibilità, per le persone che sono alla ricerca del loro talento o, se volete, della loro missione di vita. Però prima di Ecco perché. addentrarci, Sì, prima di addentrarci nel discorso, nel dedalo, nei meandri del libro, per quello che possiamo fare, che ovviamente non è che l'obiettivo è quello di spoilerare, raccontiamo, ma senza dando la curiosità a chi ci segue per certo. acquistare e prendere il libro. Però ti chiedo chi è Magia, e allora in quel caso tu puoi dire tre cose, due cose sulla sinossi, cioè cosa di fatto rappresenta, cosa descrive il romanzo, il libro. In realtà non esiste magia, esiste una magia. La magia di un asino che ha per nome Aladino, che è appunto magia. Magia perché da quel momento in cui noi ci siamo incontrati, lui ha scoperto di essere perfetto per poter lavorare con le persone, lavorare nella pet therapy e non essere carne da macello a cui era destinato. Galeotto fu l'incontro in una festa di piazza, di paese? Galeotta fu una sagra di paese dove lui era il primo premio di una lotteria. Ecco. Ma tu non avevi vinto il primo premio? Cioè, ti è capitato di incontrarlo? Io l'ho incontrato, è folgorato, avevo già incontrato gli asini nella mia formazione. Quando ho incontrato lui in piazza, in quelle condizioni che potete immaginare, ho sentito subito che fosse un animale meraviglioso. Insieme a degli amici abbiamo fatto di tutto per essere nell'estrazione del premio della lotteria
e in una serata freddissima vabbè, insomma, nel libro non parlo di Nuoro, però insomma, si capisce che è la Barbagia. Vabbè. Ehm, In realtà, in quell'estrazione l'unico biglietto presente era il nostro. Ah, ecco. Vabbè, io quello che mi ha stupito, che mi ha colpito, non stupito, che mi ha colpito in particolare, e che hai detto anche in qualche modo all'inizio di questa chiacchierata, è il riferimento alle seconde possibilità, che credo che sia poi il fil rouge, il leitmotiv del libro dall'inizio alla fine. Seconde possibilità, come le intendi tu? Come un nuovo inizio, come una seconda chance? E perché dovrebbe andare bene una seconda possibilità? Qui andiamo sul discorso psicologico, perché se è andata male la prima, gioco delle probabilità, 50 e 50, potrebbe andare male anche la seconda volta. No, se hai fatto tutto un lavoro per cercare, se sei alla ricerca. Se lo fai passivamente, una seconda possibilità è uguale alla prima, è uguale alla terza. Ma se tu sei nella ricerca, se stai lavorando profondamente su di te per cercare di capire qual è il tuo posto nel mondo, qual è la tua missione nel mondo, la seconda possibilità è quella definitiva, è quella che ti farà svoltare definitivamente, che ti farà ehm, fare molta poca fatica per arrivare alla felicità, ma Quindi la solo missione finale è quella. se ti metti fortemente in discussione a qualunque età cercando i tuoi talenti, cercando i tuoi veri talenti. Mm. Ecco Parli di perché un la seconda romanzo che possibilità. non ha, parli di un romanzo che non ha protagonisti, ma comprimari. Perché questo voler, non so se sminuire o rendere tutti alla pari, perché a quel punto più che comprimari potremmo dire che sono tutti protagonisti, però comprimari è un passo indietro. Non è un po' incoerente col discorso riferito alle seconde possibilità per arrivare alla felicità? È provocatorio. È provocatorio perché in realtà Aladino, io e tutti gli altri personaggi di cui parlo siamo tutti dei perdenti. Siamo tutti dei perdenti che si sono arresi alla sconfitta. E solo arrendendosi alla sconfitta abbiamo la possibilità di trovare la nostra strada. Perché lottare nella tempesta controcorrente è completamente inutile. Invece arrendersi alle correnti ti potrebbe portare alla salvezza. Solo quando ti arrendi alle sconfitte e la smetti di lottare tenacemente, di lamentarti, di urlare, di sbraitare, ma di investire costantemente su di te, solo in quel momento arriverà la svolta. La riflessione è giusta, però Andrea, io voglio essere ulteriormente provocatorio. Nel libro c'è un incontro, è chiaro, fra Aladino e te, e quindi è reciproca la cosa, però è negabile, lui comunque è un animale, tu sei un essere umano, ma comunque c'è una scelta che una persona fa, che un essere umano fa, o un essere vivente, meglio, stiamo più sul generico, nei confronti di un'altra persona, cioè la seconda opportunità in questo caso non è avvenuta perché Aladino si è svegliato e ha fatto una scelta, perché se tu non avessi fatto quello che hai fatto, ahimè oggi purtroppo lo piangeremo come cane da macello, cioè nel senso che è vero che siamo protagonisti del nostro destino, ma non sempre siamo protagonisti se non c'è qualche evento o qualcuno che ci dà fiducia, o è solamente filosofia la mia? No, no, la tua non è filosofia, la tua invece è vita pratica. Io sto un po' filosofeggiando, ma io credo in questo. In realtà nel titolo, c'è anche la risposta a questo che dici tu, nel senso che il suo nome è magia, gli incontri sono magia. Gli incontri noi non li possiamo programmare, gli incontri accadono.
accadono per tutta una serie di motivi e ci si riconosce solo nel momento in cui siamo pronti per riconoscersi. Ecco cosa significa affidarsi. Non ci stiamo affidando al destino, ci stiamo affidando al fatto che tutto quello che abbiamo fatto ci porterà nella strada giusta. E ci saranno degli incontri professionali, ci saranno degli incontri sentimentali, ci saranno degli incontri ehm, amicali, di tutti i tipi, che avvengono perché noi ci siamo preparati perché succedano. Questo significa affidarsi Mm. alla sconfitta anche. Eh, ehm, la magia è una magia, come dire, che è molto ben lavorata, non è una magia per cui le cose succedono perché tu stai fermo ad aspettare. Ti devi affidare che tutto ciò che hai fatto, come direbbero i costruttivisti, ti porti verso la tua strada. Ok, e questo è per me il principio generale. Ma noi come riusciamo a capire che quella che ci si sta presentando è una seconda possibilità? E ancora, le seconde possibilità arrivano per tutti? Per tutti quelli che lo vogliono, assolutamente. Sì, assolutamente, per tutti quelli che la cercano e la vogliono veramente. Come succede? Succede che tu ti sei preparato, succede che sarà facile, succede che, contrariamente a quanto ti succede solitamente, le cose cominceranno a funzionare. E quindi intuitivamente, cioè l'intuito che è la nostra capacità di analizzare le cose alla velocità fulminea senza esserne troppo consapevoli, ti dice che la strada è proprio quella. E però non mi hai risposto alla prima. Come riusciamo Qual a è la prima? capire che si tratta di una seconda possibilità? Eh beh, perché lo sai che la prima è andata male. Io, Fabrizio, ero completamente scontento del mio lavoro, ero completamente scontento della mia vita e ho cominciato a cambiare delle cose e ho cominciato a investire su di me. Ho cominciato a investire come dovrebbe fare lo Stato quando è in crisi, cioè investendo sulla formazione. Mentre lavoravo a un lavoro che non mi piaceva, ho cominciato a studiare come un forsennato, cercando di capire che cosa volessi veramente dalla vita. Ehm, Quando ho capito che cosa potevo fare per un altro incontro che racconto, che non vi voglio raccontare qua, ho capito poteva essere la strada che mi ha illuminato, cioè quella che ti fa strabuzzare gli occhi, no? Che dici, oh cavolo, non ci avevo nemmeno pensato, ma in realtà è esattamente la cosa che voglio fare. Ehm, allora mi sono buttato lì senza ragionare. Ti dico che quello che racconti, come lo racconti, ti si brillano gli occhi. Quindi, evidentemente, davvero è stato un incontro, diciamo, casuale, ma che ti ha cambiato la vita. E hai deciso di raccontarlo, però dicevo prima, dal racconto, dal mero racconto, poi diventa una riflessione filosofica o riflessione psicologica. Questo cosa vuol dire? Che la nostra vita è fatta di tanti incroci, la nostra, non è solo il volerlo, però dicevo anche prima, forse la missione finale è quella della felicità, ma ci arriveremo, cioè la felicità è volerlo, nel senso è sufficiente volerlo per arrivare all'obiettivo? No, non è sufficiente volerlo. È necessario fare. Mm. Dobbiamo essere attivi nella nostra ricerca. Se la felicità è un viaggio, noi dobbiamo metterci in viaggio, dobbiamo camminare, dobbiamo fare un passo dopo l'altro. Solo lì avverranno degli incontri. Mi stai spingendo a pensare alla Alice nel Paese delle Meraviglie. La felicità è nel viaggio e gli incontri fanno tutto, non sono programmabili, ma se tu non ti metti in viaggio non incontrerai mai nulla. Bisogna Da farlo. Alice io da Alice sono, tu sei un po' più, io lo ero, Alice del Paese delle Meraviglie, oggi sono un po' più Peter Pan, nel senso dell'isola che non c'è, che non sempre la felicità è un luogo fisico o è uno stato mentale che da soli difficilmente si raggiunge.
ti do ragione, da solo difficilmente si raggiunge, perché la felicità è un fantasma che per essere visto da noi umani ha bisogno di un vestito, di un lenzuolo. Questo lenzuolo è l'amore. Quindi c'è, ma non si vede, lo vedi e lo percepisci solo nel momento in cui lo vesti dell'amore. Questo è vero. Siamo in chiusura e ti chiedo, allora io sono in chiusura, ti volevo chiedere, fare un'ultima domanda rapidamente. Ovviamente chi volesse acquistare il libro, dove poterlo trovare, ovviamente, se continuerai a fare le presentazioni di libri, del libro Il suo nome è magia in giro per la Sardegna. E l'ultima domanda è: che cosa ti ha lasciato la scrittura del libro? Perché va bene comunicare, ma dentro resta sempre qualcosa. Cioè, orgoglioso del lavoro che hai fatto, avresti voluto fare meglio, oppure eri là a un secondo romanzo? Sempre provocatorio tu. Allora, il libro è facilmente reperibile in tutte le librerie fisiche. Mi raccomando, visitate le librerie fisiche, perché è un piacere farlo, a prescindere dal mio libro, che è edito dalla Zattera, come hai ricordato tu, che è un editore giovane, entusiasta, cagliaritano, quindi è molto entusiasmante lavorare in questa maniera. Che cosa mi ha lasciato la scrittura? Mi lascia ogni volta che incontro delle persone che lo hanno letto, che mi scrivono qualcosa, la sensazione che avesse un senso scrivere queste cose, perché la scrittura per me non è un fine a se stesso, ma è un servizio, è il modo per raggiungere più persone possibili rispetto al messaggio che sto portando, che è questo. E quindi è un grande piacere. Non ti nego che è chiaro che ho la tentazione di ripetere questa prima volta in un'altra volta. Qualche idea ce l'ho, vediamo se si concretizzerà. Andrea, ovviamente ci rivediamo presto, in bocca al lupo per il prosieguo. Lo ringrazio ancora una volta, Andrea Mameli, in questa fase in veste di scrittore. Ricordo ancora una volta il libro edito dalla Zattera Edizioni, Il suo nome è magia. Magari nel calendario, anche nei social, troverete eventuali prossimi appuntamenti per la presentazione del libro. Grazie Andrea, ovviamente, di cuore, e ci vediamo presto. Grazie a te, a tutti i tuoi spettatori. Ti rinnovo il mio ben ritrovato. Grazie, un abbraccio a tutti, ci vediamo quindi al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show su social. Ancora grazie, buona serata, buon 2024. Ciao, 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 ciao.